presento, io sono Luigi Spada, segretario organizzativo della WIL FPL di Padova. Dall'altra parte dello schermo c'è Luca Molinari della segreteria di Verona. Insieme a noi oggi abbiamo anche la dottoressa Lorella Bolognese, che ci darà un aiuto rispetto a quello che sarà le prove orali, che potrebbero esserci le domande per facilitarvi ad affrontare anche questa fase. Intanto come Will vi facciamo i complimenti, perché se siete qua oggi, quelli che siete collegati, vuol dire che avete già passato il primo step, quindi ben arrivati e bravi. Adesso c'è la seconda fase, quindi siamo più della metà dell'opera, perché la parte più complicata è proprio la parte a quiz. Fatta questa scrematura, si vede i numeri reali che sono arrivati per ogni singola azienda, e adesso si partirà sulla seconda fase, che si parte con l'orale. Allora, noi abbiamo un'idea molto chiara, che come indicazioni e come organizzazione abbiamo chiesto all'amministrazione di avere delle graduatorie molto ampie, ok? Proprio per avere la possibilità di dare ampio respiro in base a quello che sono le necessità aziendali e quello che è il ricambio generazionale dei lavoratori che già sono in forza lavoro su queste aziende. E il nostro interesse, per chi non ci conosce o per chi magari non si era mai collegato nelle riunioni precedenti che abbiamo fatto insieme a Luca, per chi non ci conosce, diciamo che come Will stiamo facendo un investimento sulle risorse umane che siete voi, che per noi è il bene più prezioso che ci sia. E il bene più prezioso perché il sindacato esiste perché ci sono le persone, se no il sindacato non esisterebbe. Questo è un dato di fatto. E abbiamo interesse, lo ripeto, questo corso è stato gratuito, abbiamo interesse a far sì che voi siate assunti, perché sono sicuro che una volta che siete assunti, chi non ci conosce ha imparato magari a conoscerci attraverso questo corso e dopo magari si iscriverà anche con noi. Nessuno obbligherà nessuno a iscriversi forzatamente, però sarebbe cosa gradita. L'altra cosa che ci tenevo a dirvi: non abbandonate i nostri gruppi per un semplice motivo: non finisce col giorno dell'esame. Logico che se uno non passa all'esame orale non ha nessun interesse a rimanere all'interno del gruppo, però coloro che passeranno agli esami dell'orale e che quindi entreranno su questa graduatoria avranno necessità di avere notizie di quello che avviene, e che lo sappiamo solo noi andando sui tavoli di trattativa, quindi firmare l'accordo per assumere un extra turnover e sapere che stanno facendo la delibera per assunzione di altre 10 persone, spiegare come funziona all'interno, tanto per dirvi, dell'azienda ospedaliera, come funziona le assunzioni, il percorso da fare, le aree come sono, del tipo chirurgico, del tipo medico, dei servizi, insomma, darvi un'infarinatura e continuarvi a affrontare il vostro percorso dall'inizio dopo del vostro lavoro fino a quando andrete in pensione. Insomma, su questi gruppi ci sono già delle persone che mi conoscono o che conoscono Luca, in quanto magari c'è qualcuno dell'azienda ospedaliera di Padova che ha fatto il concorso per andare in Sei Euganea, e qualcuno che magari ha fatto il concorso per andare a Treviso, qualcuno andare a Rovigo, quindi persone che già mi conoscono, come ce ne sono altre che conoscono a Luca, che magari si stanno avvicinando da qualche altra parte, oppure dalle case di riposo che passano all'interno della sanità. La platea, oltre a esserci disoccupati, la platea di chi è all'interno di questo fattispecie sono le case di riposo, sono le cooperative e sono da sanità a sanità. Queste sono per lo più la platea che oggi noi affrontiamo di lavoratori. Cosa volevo dire? Due cose fondamentali: non abbiate paura, ricordatevi che la paura non aiuta molto ad affrontare una prova d'esame. Voi siete già dei professionisti, quindi persone che hanno fatto un corso di operatore sociosanitario che ha avuto la durata di 1000 ore, dopo in base alle parti d'Italia, perché l'Italia è un stivale
in lungo e in largo ci sono tante differenze, però ognuno di voi ha fatto un percorso formativo. Quindi le basi le avete. L'aspetto di quella della preparazione che vi avevamo messo in mano l'avete già studiato, quindi oggi cosa serve? Serve quel qualcosa in più per magari avere delle dimestichezze maggiori ad affrontare un colloquio per una prova d'esame. Sapete come funziona? Se si estraerrà un bigliettino, su quel bigliettino c'è una domanda e la commissione ti farà la domanda che c'è l'estrazione di quel bigliettino. Io direi una cosa sola: abbiate fiducia delle vostre potenzialità, perché è interesse nostro recuperare la maggior parte delle persone che sono in graduatoria. Faccio un esempio banale e mi viene molto bene. La graduatoria di 2 anni fa, perché questa graduatoria dopo durerà 2 anni, la graduatoria di 2 anni fa, per quello che riguarda l'azienda ospedaliera, gli idonei sono stati presi tutti. Per quello che riguarda lo IOV, che sono i due enti che io seguo maggiormente, ok? Come sono i due enti che seguo direttamente, come se dalla segreteria provinciale ho questo incarico di seguire anche questi due enti. Anche lo IOV ha soffrito tutta la sua graduatoria. Altre ULSS e altre aziende no, però dico, forza sia il sindacato di riuscire a far assumere più persone possibili, perché è proprio questo il nostro primo obiettivo. Adesso io non mi dilungherei tanto, dopo magari se serve faccio qualche accenno sull'aspetto giuridico, su qualcosa, ma lascio la parola prima alla dottoressa Lorella Bolognese, che vi aiuterà sui quiz. Dopodiché lasceremo la parola al dottor Luca Molinari, ok? E dopo magari io farò le conclusioni o saremo qua anche per domande e darvi risposte. Allora, intanto ancora un grazie alla dottoressa Lorella Bolognese che è qua con noi oggi. Ecco, la dottoressa Bolognese sappiate che è una persona che della materia è molto pratica, approfondita, in quanto è stato un dirigente per molti anni sia dell'UCSEI sia dell'azienda ospedaliera che dello IOB, quindi è un dirigente e adesso aiuta noi, dato che è andata in pensione, adesso aiuta noi della WIL a fare formazione ed è con noi da tantissimi anni ed è una persona preparatissima. Ecco, prego Lorella, vai pure. Allora, vi saluto tutti e come diceva Luigi, la cosa fondamentale quando si affrontano queste prove è mantenere la calma e saper leggere le domande, saper ascoltare molto bene le domande, perché molto spesso sono banali, ma poste in una maniera interpretabile, quindi questa è la cosa fondamentale. Ecco, questo, la giornata di oggi non è un corso in miniatura, ma è, diciamo, un'opportunità che la Will vi dà, prima innanzitutto di esporre dei dubbi, delle perplessità su quello che avete studiato, sulle domande che vi aspettate e quant'altro, e anche per esercitarsi un pochino sui quiz che potreste trovare. Ecco, sappiate che i quiz sono sempre un terno all'otto. Non dico come un gratta e vinci, ma più o meno come un terno all'otto. Io ne ho visti alcuni che sono demenziali. E... Sì, sì. Allora, io oggi vi metterò nella possibilità di fare delle domande, prima innanzitutto su quello che magari vi può creare dei dubbi, delle perplessità, delle difficoltà. Poi per ognuno di voi selezionerò una domanda, vi farò una domanda e vediamo un attimo come interpretate la domanda e come date la risposta. La cosa vi può andare bene? Non sento.
Riscontro. Vuol dire di Sì, sì. sì, benissimo. Ecco, molto bene. Allora, se questo metodo va bene, io passo la parola al collega Luca Molinari e poi incominciamo Grazie. il lavoro assieme. Sono d'accordo. Allora, quanti sono? Io vado mm, man mano che... uh-huh. Riuscite a vedere le domande che ci sono? Le vedete a schermo le domande? Sì. Allora, Michela M, ci sei? Michela M, Eccola. bravissima. Dovevo Allora, attivare. Sì, cominciamo con te. sì, Ehm, allora, partiamo dalla domanda numero uno. Guardate che questi sono quiz che sono stati proposti a delle sessioni degli anni scorsi, ma siccome le cose non cambiano, più o meno gli argomenti e i criteri sono gli stessi. Allora, in merito al trasferimento di un paziente dal letto alla sedia a rotelle, prima cosa, lavarsi le mani, applicare la cintura di trasferimento intorno alla vita del paziente, mettere la sedia a rotelle parallele al letto dal lato più comodo per il paziente. Te cosa risponderesti? allora guardando bene la domanda, mettono proprio come prima cosa e come prima cosa io laverei le mani, lavo le mani, ho sbagliato. Allora, va benissimo, tutto quello che succederà oggi è Eh, utilissimo per tutti. Anche, diciamo, un'interpretazione estensiva della domanda serve a far riflettere. La ok, domanda è focalizzata sul trasferimento di un trasferimento. paziente dal letto alla sedia a rotelle. Mm, State attenti perché in questo caso la domanda non fa alcun riferimento alle è misure lavaggio. di igiene. Ok, ok, Allora, se la domanda fa riferimento a qualche cosa e lo si intuisce che riguarda l'igiene, mi può andare bene lavarsi le mani. Anzi, vi dirò, certo. lavarsi le mani va bene sempre. Sì, sì, Però, se mi parla di trasferimento di un paziente, io andrò a vedere nelle risposte quella che fa riferimento al trasferimento. certo, Mm? certo. Sì, Quindi, sì. E mettere la sedia a rotelle parallele al letto del lato più comodo per il paziente. bravissima. E questa è la risposta. Perché? Ok, Perché quello che noi dobbiamo tenere presente in qualità di operatori sociosanitari rispetto a questa domanda è la sicurezza dell'azione rispetto all'azione che si va a compiere. compiere, Quindi mettere la sedia a rotelle parallele al letto dal lato più comodo per il comodo. paziente. Ok, Chiaro? ok. Benissimo. Sono riuscita a svelarvi qualche segreto? Sì. Bene. Allora, Genoveffa Cabuliese. Ci sei? Genoveffa? Bene, se non ci sei, pazienza. Eh, Rodica Tudor? Non ci sei, pazienza. Rosaria? Ci sono, Ah, mi bene. sente?
Allora, la domanda che ti faccio è una di quelle un po' stronzette, nel senso che è di una banalità pazzesca, però alcuni esaminatori pretendono che si sappiano alcuni termini. Quindi, in merito al posizionamento del paziente in decubito di Sims, assicurarsi che siano allineate sullo stesso piano spalle e braccia, spalle e gambe, spalle anche. Palle anche. Spalle anche perché praticamente è un decubito laterale. Sì, D'accordo? sì, spalle. Allora, nelle domande, nei quiz che finora hai affrontato, hai trovato delle difficoltà, hai delle domande da fare? Oddio, posso pensare al fatto che alcune domande nel quiz mi hanno portato ad inganno, ma perché materialmente Puoi poteva parlare essere. un po' più a voce alta perché non capisco? Dico, ripensando al quiz, Eh, ai test che ho fatto, eh, alcune domande le ho sbagliate eh, perché mi portavano all'inganno della possibile risposta molto simile eh. e quindi ne ho sbagliata qualcuna, sì. Mm, Mm, sì, però per diciamo una difficoltà di interpretazione della domanda. sì, per l'interpretazione della domanda. Ho capito, bene. Allora, ti faccio un'altra domanda visto che e guardate che quando si risponde bisogna anche pensare alla logica, perché quando chi ha fatto questa domanda mm, ha pensato alla capacità del soggetto di capire che cosa significa misurare la pressione arteriosa. Quindi, in merito alla misurazione della pressione arteriosa degli arti inferiori, come ultima cosa. Localizzare l'arteria, attenti, come ultima cosa, localizzare l'arteria poplitea, ripetere la procedura se necessario per conformare la misurazione, posizionare il fonendoscopio sopra l'arteria poplitea. Allora, normalmente la pressione si misura al braccio brachiale. Mm. Mm. Qui ti Sì. dice arteria poplitea, quindi una gamba. Io a questa domanda non saprei rispondere, Eh. per esempio. Allora, quando tu misuri la pressione al braccio di un paziente, il fonendoscopio dove lo metti? Proprio al braccio destro, Ma non ha proprio sotto. importanza, può essere anche il braccio sinistro. Cioè, Ok, quando io misuro la pressione ed è una pressione che viene misurata al braccio, quindi brachiale, dove mm. lo metto il fonendoscopio? Proprio sotto dove si sente la vena, in senso alto. Quindi in corrispondenza dell'arteria. Sì, Guarda che hai detto una cosa che se poi la ripeti all'esame non è che ti facciano i complimenti. Quando io misuro la pressione arteriosa, non misuro la pressione delle vene, ma delle arterie. Quindi il termine vene non ci sta. ok, Sei d'accordo? sì. Mm. Queste cose ve le faccio notare perché possiate rispondere con attenzione. Quindi a questa domanda, indipendentemente che io la pressione la prenda a livello popliteo o brachiale, il fonendoscopio a questo punto dov'è che lo metto? Dove c'è l'arteria? Eh?
La posizione del fondoscopio sopra l'arteria poplitea. Sopra l'arteria poplitea, certo, perché praticamente con il fonendoscopio io riesco a rilevare la ripresa della circolazione quando il bracciale del fonendoscopio si sgonfia. Ok? Ok. Va bene. Passiamo ad un'altra tua collega. Maria Nidan. Maria Nidan non c'è. Scusatemi, ma a me risulta... Ci sei? Sì, sì, sì. Bravissima. Allora, vediamo. La domanda che faccio a te è: in merito alla valutazione del paziente con dolore dopo essersi lavati le mani e aver provveduto alla riservatezza del paziente, cosa si deve fare? Valutare la percezione del dolore, nessuna delle altre risposte è corretta. Valutare la risposta fisiologica del dolore. Allora, questa domanda qua, te lo dico già, è molto difficile, eh, però fa parte dei compiti dell'operatore sociosanitario, il quale quando va a riferire all'infermiere lo stato di un paziente in stato doloroso deve anche saper riferire la percezione del dolore e la risposta fisiologica al dolore. Mm? La risposta, Quindi, non saprei la risposta fisiologica cosa sarebbe. allora, Come reagisce la persona? allora, la risposta fisiologica al dolore, beh, nessuna delle altre, no. La risposta fisiologica al dolore significa che io ho provocato del dolore, quindi significa che Ah, se un soggetto ha del dolore, io vado a palparlo oppure a verificare se ha una zona dolente e quant'altro, cosa ok. che non rientra nei compiti dell'OS. Sì. Infatti. Quindi Quindi, penso che non- valutare percezione del dolore, brava, ma perché? Perché quando io perché vado a riferire all'infermiere che il paziente ha dolore, io posso riferire solamente la quando, percezione del dolore, non posso andare oltre e quindi fare delle manovre che possono portare a una diagnosi. ok, sì, sì, Vedete, io sto cercando di eh, sto cercando di portarvi a ragionare sul vostro ruolo e su quello che dovete fare anche in base alle domande e alle risposte che dovrete dare. Questa ok, domanda l'avete capita? sì, sì, io ho capito. Beh, perfetto. Mi scusi, Grazie. posso fare una domanda io, dottoressa? Sì? Allora, io mi chiedevo, no, alla prova orale Mm. verranno fuori delle domande così secche o argomenti? Cioè, domande, cioè verranno fuori domande, si pescheranno domande così come i quiz, voglio dire. Allora, dipende perché se hanno tempo di farvi parlare vi fanno delle domande generiche, però non è detto che queste vi aiutino. Mm, esatto. Se invece non hanno tanto tempo, prendono l'elenco dei quiz che hanno fatto per lo Ah, scritto e ah. vedono quali sono magari le risposte alle quali non avete per la maggioranza saputo dare la risposta corretta e ve le fanno. Quindi noi in teoria dovremmo controllare anche i quiz degli altri turni?
No, allora, non è che voi dobbiate controllare i quiz degli altri turni. Vi sto dicendo, Per scrupolo. allora, una domanda all'orale potrebbe essere: quali sono le accortezze che deve avere un operatore sociosanitario nell'assistenza a un paziente diabetico? Parla. Ah, l'accortezza che dovrebbe avere un operatore sociosanitario, intanto, beh, se è il momento della somministrazione pasti, assicurarsi che comunque non ci siano, ehm, non ci sia una dieta contenente zuccheri, magari, oppure nell'igiene fare accortezza quando si fa l'igiene dei piedi, perché cioè, il paziente diabetico perde la sensibilità ai piedi e quindi potrebbero venire cioè, provocare delle ulcere e non se ne rende neanche conto, quindi portare attenzione a quello. Cioè, quindi controllare gli spazi. Allora, hai detto due cose, di cui una giustissima, l'altra ti faccio notare una cosa. La dieta è fondamentale nel paziente diabetico, ma non spetta all'OS Mm. stabilire se la dieta contiene o no gli zuccheri, perché questo è compito del dietologo e che prescrive la dieta e una volta che è stata prescritta la dieta poi porta il nome e cognome del paziente. All'OS compete la somministrazione della dieta. È ovvio che l'operatore sociosanitario deve stare molto attento, soprattutto con il paziente diabetico, che la dieta che viene somministrata sia quella giusta col suo nome e cognome. State molto attenti, perché se c'è una cosa che infastidisce gli esaminatori, ma in futuro anche i vostri colleghi infermieri, è la cosiddetta invasione di campo. Tenete ben fisso in testa quali sono i compiti dell'operatore sociosanitario. L'operatore sociosanitario ha una funzione ben precisa e non è un infermiere in miniatura. Che collabori, che aiuti l'infermiere, non c'è ombra di dubbio, ma che pensi di avere una responsabilità sostitutiva delle responsabilità dell'infermiere? No. Mm? Chiaro? Quindi, secondo lei, la risposta corretta da dare quale sarebbe stata? Allora, tu mi hai detto, ma quando farò l'esame orale mi faranno delle domande secche o mi faranno parlare? Io ti ho messo in condizione di parlare e ti ho detto quali sono le accortezze da adottare nell'assistenza a un paziente diabetico. Tu mi hai detto ti ho lasciato parlare, non ti ho fatto una domanda secca, ti ho lasciato parlare. Tu mi hai detto di stare molto attenti all'igiene quando si fa l'igiene del paziente, perché il piede diabetico è una delle particolarità di questi soggetti, e poi mi hai detto che bisogna controllare che la dieta non contenga zuccheri. Te lo ripeto, non è compito di un OS. Ok, Anche, ok, anche- ok. anche perché a seconda della tipologia di diabete e del grado di incapacità di produzione di insulina del soggetto, dell'attività fisica che fa o via, non è detto che i carboidrati siano tolti dalla dieta del paziente diabetico, vengono assolutamente evitati gli zuccheri semplici, ma i carboidrati ci sono. Quindi, e comunque, ripeto, queste sono cose che prima innanzitutto sono di competenza del dietologo. Sì, non è compito mio, va bene. Sì, sì.
ma non è cattiveria, è No, così. no, no, ok, cioè giusto per, non è compito mio, fine. Mm. Ascolta, se tu ti trovassi in un reparto di ostetricia e ginecologia, i pannolini utilizzati dalle signore ricoverate e via, in quale tipologia di rifiuti li getteresti? I rifiuti, quelli che vanno nei rifiuti urbani, Brava, perché pannolini e pannoloni nell'ambito ospedaliero vanno buttati nei rifiuti a urbani. meno che appunto non arrivino da un reparto infettivo, che allora quello è un altro Bravissima. discorso. Oppure non provengano da un paziente per il quale il medico non abbia diagnosticato e conclamato una malattia infettiva trasmissibile con quel tipo di oggetto. Sì, Brava. Hai visto? speriamo. Ti ho fatto parlare, ti ho fatto le domande secche, quindi sei prontissima. Ah, Grazie, va bene, grazie, dottoressa. niente, nessun problema. Abbiamo iPhone di Serafina? Abbiamo Todeschini Mara? Mi scusi Lorella, Eh, all'inizio ha chiamato un nome, ma non ho sentito che nome aveva fatto e non hanno ah, risposto. i- dimmi chi sei. Io sono Deborah, Deborah, guarda, non benissimo. avevi chiamato. iPhone Serafina ci sono, non riuscivo ad aprire. E lì rimani, non te muovere. No, poi tocca a te. Va bene. Allora, Deborah, Sì, eh, aspetta che vediamo con te. Ah, Deborah, sì. eh, qual è il decreto che regolamenta la sicurezza negli ambienti di lavoro? È il decreto del 1978, non so se è il numero 78, forse mi No, sbaglio. quello è il decreto Dona Cateng istitutivo del Servizio Sanitario Nazionale. Eh, L'anno credo di averlo preso, quello no, sulla sicurezza. No? no. Allora, è il decreto 81 del 2008. Ah, ok, sì, ho fatto confusione, sì, è giusto. Mm. Sì, sì, mi sono proprio confusa. Allora, indipendentemente dal ruolo che si svolge nell'ambito di un'organizzazione lavorativa, è fatto obbligo ai dipendenti conoscere le basi che regolamentano la sicurezza nei luoghi di lavoro. Mhm. Quindi, se non Sì, sì, è l'avete, 81-2008. Sì, sì, è corretto, almeno, no, ho proprio fatto confusione. almeno, almeno quello. Tra l'altro me la sono anche trovata sulla prova scritta questa domanda e l'avevo fatta giusta. Sì, Vedi mo, allora ti faccio anche, scusa, eh? Anzi, guarda che me l'ha suggerita l'anima buona di Luigi Spada questa domanda. Chi sono gli RLS? Inglese? Eh? Può ehm, rispondere anche iPhone. mm, non lo so, non mi viene niente. Allora, sono i responsabili dei lavoratori per la sicurezza. Sono figure importantissime perché Mhm. sono collegate al controllo che viene esercitato sui luoghi di lavoro dal punto di vista della sicurezza da parte delle organizzazioni sindacali.
Mm? Sì, sì. Così bisogna saperle queste cose qua. Allora, a te non ti tormento più perché altrimenti mi mandi a quel paese, però, ciao, grazie. Più in su, dov'è iPhone? Ci sono, ci sono. Ci sei. Dimmi da quale parte d'Italia provieni perché il tuo accento mi affascina. Calabrese. Ehi! Allora, carissima, all'interno di un'organizzazione del lavoro, chi è il responsabile della sicurezza? Se succede qualcosa, da chi vanno a rompere le scatole, a dire, oh, e qua cosa è successo? Non ho capito la domanda, scusa. Ah, no. Allora, ragazzi, io ho capito che avete un debole che è quello della conoscenza del sistema della sicurezza negli ambienti di lavoro. Sì. Non ve ne faccio una colpa perché molto spesso in qualsiasi corso, anche universitario, la sicurezza è sempre la Cenerentola. E invece purtroppo, oltre a trovarvi delle domande allo scritto, all'orale dei concorsi, è bene che sappiate qualcosa di più. Allora, ve lo dico, il responsabile in assoluto della sicurezza nei luoghi di lavoro è il datore di lavoro. Mm? Ti torna l'idea? Sì, sì. Mm. E l'RSPP? Sì, e l'RSPP cos'è? Chi è? Responsabile? Sì? Dai. Eh, Del servizio di sicurezza e prevenzione. sì. Allora, il responsabile non è una figura obbligatoria in aziende che superano i 15 lavoratori. Ehm, non è perseguibile penalmente, però è coinvolto qualora i compiti che gli sono stati affidati dal datore di lavoro non siano stati svolti correttamente. Quindi il responsabile è una persona competente in materia che coadiuva e supporta eh? Sì, domanda gli per questo. Sì. Perché è interessante, no? Perché bisogna rafforzarli su sta roba qua, mi sono accorto. C'è un Sì, buco, sì, c'è un sì, c'è buco. un buco che queste domande le potrebbero trovare. Sì, sì. E praticamente è una persona esperta che segue dei corsi e anche degli aggiornamenti obbligatori che supporta il datore di lavoro. E questo è l'RSPP. Ascolta, se tu sei al lavoro e ti succede qualcosa, non so, ti tagli con, non so, chiudendo un contenitore per i rifiuti contenenti taglienti e pungenti, ti tagli, ti pungi così. Nell'ambito dell'unità operativa, a chi ti rivolgi? All'infermiere più, diciamo, più anziano, che ha più lavorato di più in ambito lavorativo. Allora, l'infermiere più anziano, in questo caso, deve ufficialmente svolgere il ruolo di... Allora, di provvedere, di farmi fare le analisi Sì. e poi ovviamente chiamare il capo casa. E? Il capo casa, perché io lavoro in una struttura privata. Il capo, Ah, è il il caposala. caposala, sì. Allora tu praticamente in termini molto pratici hai detto se il caposala non c'è ed è a casa e io ci sono di pomeriggio, vado dall'infermiere più anziano. Sì,
perché praticamente l'infermiere più anziano assume di per sé il ruolo di coordinamento dell'unità operativa. Sì. Mm. In termini tecnici, nell'ambito della sicurezza, il caposala e questo infermiere più anziano, quando non c'è il caposala, chi sono? Te lo dico io, sono i preposti alla... Preposti. Ah? Sì. Ragazzi, ve lo dico a tutti. 2 robe sulla sicurezza, per cortesia, andatevele a vedere, perché sono sicurissima che un'infarinatura di questo argomento nei corsi che avete fatto ve l'hanno data. Sì. Oh, sappiate che domandine di questo tipo vi possono capitare. Va bene? Sì. Ok, ciao, grazie. Grazie. Guardate che... aspetta, Aspetta che chiudo. sì. Allora, no, stavo dicendo, guardate che quello che sta facendo la dottoressa Bolognese è un qualcosa di spronarvi a ragionare, perché magari le cose le sapete anche, perché sono cose che magari in qualche maniera vi sono passate davanti gli occhi studiandole, però non le avete toccate con mano su una struttura sanitaria di questo genere, come l'azienda ospedaliera di Padova o l'azienda ospedaliera di Verona, dove che ci sono tutta una serie di norme e di gestione di queste figure che sono importantissime, dovrebbero esserci dappertutto, come ha detto la dottoressa Bolognese. Quindi sono domande che potreste anche trovare all'interno, che vengono estratte, non è che in passato non ci siano state qualche domanda sulla legge 81, oppure su chi è il preposto, su chi è l'RSPP o su chi è l'RLS. Queste 5 terminologie, cercate di darvi una letta perché potrebbero capitarvi dentro. Scusa Lorella, se sono volte. Vai pure avanti. Cioè, oltre che ad essere importanti per voi, diciamo sono anche abbastanza spesso oggetto di quiz, quindi a maggior ragione. Allora, andiamo da la Todeschini Mara, c'è? No. Ma cos'è sta roba su WhatsApp che mi viene fuori? WhatsApp no, ti appaiono le mie notifiche. Se ho l'amante qui viene fuori. Wow! La Patrizia Antonaci c'è? La Patrizia Antonaci non risponde. Monica, ci sei? Deborah? C'è qualcuno che... Ci sono. Chi? Sì, ci sono. Ho schiacciato, giusto? Sì, ci sono. Come ti chiami? Io, Monica. Oh, bravissima Monica. Allora, tu lavori già? Sì, io lavoro in casa di riposo. Bene. Ci sono anch'io comunque, Sì. Patrizia Antonasci. Lo so, ma ragazzi, quando vi chiamo, se siete al computer, rispondete. No, avevo il microfono spento. Sì, ma Pardon. basta un clic per aprirlo, eh. Certo. Allora, a tutte e due faccio la stessa domanda e vediamo se siete d'accordo sulla risposta. In merito al posizionamento di un paziente sul bordo del letto, per prima cosa, sostenere il paziente finché non si sia ben bilanciato, spiegare al paziente come può collaborare, alzare la testa dal letto nella posizione più alta. Ecco, se voi dovete mettere un paziente a bordo del letto, che può essere un anziano alla mattina, per aiutarlo a fare toilette e quant'altro,
può essere un paziente che ha subito un intervento e che comincia la riabilitazione alla mobilitazione partendo dal mettersi seduto a bordo del letto. Ecco, voi per prima cosa fate? Posso rispondere io? Sì? Allora, io per prima cosa spiego un attimino al paziente le manovre che dobbiamo fare per fare questo trasferimento e Mm, quindi chiedo se il paziente è cosciente e la sua collaborazione. mhm. Quindi questa è Io la prima invece, cosa che farei. Mm. io invece alzo la testiera del letto in modo da aiutarlo a mettersi semiseduto, per Sì, poi mettersi seduto nel letto. allora, alzare la testa, la testata del letto nella posizione più alta è Sì, praticamente già aiutare la circolazione a- ad agire, diciamo, ad estendersi in una posizione da supina a semiseduto. sì, Questo è il criterio. Dopodiché, quando il paziente da semiseduto non dà segni di squilibrio, non dà segni e via, si accompagna nella posizione a bordo del letto. Mm? sì. Infatti, se adesso dappertutto ci sono i letti con, diciamo, la testata alzabile come pediera e quant'altro, però se vi trovaste in una situazione in cui questo non è possibile, si posiziona il paziente semiseduto a letto con dei cuscini. Esatto, Sì. Mm. sì. Allora, perché la risposta a spiegare al paziente come può collaborare è parzialmente corretta? Perché io posso spiegare a un paziente che è steso a letto tutto quello che vuoi, però come lo metto semiseduto, se dopo gli gira la testa, sono cavoli. Quindi, per carità, spiegare fa sempre bene, però per sicurezza è bene iniziare con la posizione semiseduta a letto. D'accordo? Ok. Ok. Allora, vediamo a voi. Non vi è mai capitato di lavorare in luoghi dove vengono somministrate delle terapie antiblastiche? A me no. Anzi, Antiblastico. Cosa significa antiblastico? eh, Lo Oh, so. sinceramente non lo so. Nemmeno io. Allora, le terapie antiblastiche sono le terapie che vengono somministrate ai pazienti con tumore. Ah, ho capito. Ok, m'è imparata una di nuova. Non ne avete mai sentito parlare? Non l'avete mai sentita? Sinceramente sì, No, però avevo paura di dare una risposta sbagliata. Ma voi non avete paura di dare delle risposte sbagliate con me? Primo perché non sarò io a giudicarvi, seconda cosa perché a me non piace giudicare, terza cosa perché siamo qua per aiutarci. Ok, Allora, il fatto che voi prevalentemente abbiate avuto esperienza in casa di riposo, in RSA, ecco, non esclude il fatto che possiate anche essere coinvolti in un'attività che interessa il paziente oncologico, il paziente con tumore. Ecco. ok, certo. Se vi, ad esempio, allo IOV ci sono tantissimi operatori sociosanitari che lavorano anche nell'UFA, che è l'unità farmaci antiblastici. Quindi questi OS, oltre ad avere una formazione specifica ben precisa, ma devono sapere esattamente quali sono i pericoli derivanti
dall'esposizione a un farmaco antiblastico. Ecco, a proposito di sicurezza, quando io mi trovo in un ambiente in cui possono esserci degli agenti chimici o biologici pericolosi, sia per contatto cutaneo che per inalazione, che i dispositivi di protezione individuale sono obbligato a mettere? Beh, la mascherina, La guanti, visiera, la visiera, la visiera. Sì. E? mascherina, guanti e anche il grembiule. Certo. Sì. Allora, ve lo dico subito. Per chi manipola o è esposto in un ambiente dove vengono manipolati i farmaci antiblastici, sono obbligatori il sovracamice, la visiera, la cuffia, la mascherina e i guanti, perché il farmaco antiblastico è altamente tossico sia per inalazione che per contatto che per ingestione, ovviamente. Mm? Non lo sapevo questa. Mm. Però l'operatore sociosanitario non lavora Lo devi solamente sapere. con i vecchi in casa di riposo, lavora anche allo IOV, ad esempio. Mm? Certo. E visto il concorso che andate a fare, scusate che saluto la... Ciao tesoro, ciao. Eh, cercate di ricordare queste cose. Naturalmente non vi chiedo neanche i rifiuti che vengono prodotti da queste lavorazioni o dalla somministrazione di farmaci antiblastici ai pazienti, dove vanno raccolti? Beh, andranno sui rifiuti speciali, Sì. Quelli che vanno a termodistruzione, immagino. sugli infettivi. No. Allora, No. chiariamo una cosa. Di rifiuti speciali ce ne sono tanti tipi. Infatti i rifiuti si dividono in rifiuti urbani e rifiuti speciali. Fino a qualche anno fa, i rifiuti che venivano prodotti nelle aziende e anche quindi negli ospedali si suddividevano in rifiuti assimilati agli urbani e in rifiuti speciali. Adesso, con la nuova normativa, non sono più assimilati agli urbani, perché c'è un elenco ben preciso che prevede che anche negli ospedali e nelle aziende ci siano i rifiuti urbani e i rifiuti speciali. Allora, di rifiuti speciali, come vi dicevo, ce ne sono tanti tipi. Il rifiuto speciale a cui facevate riferimento voi che mi avete risposto è il cosiddetto, sapete cos'è un codice CER? No. 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 È un codice identificativo del tipo di rifiuto speciale, è il codice europeo dei rifiuti. Il rifiuto a rischio biologico, quindi il materiale contaminato con sangue, liquidi biologici, materiale di medicazione e quelle cose lì, ha il codice CER 180103 e in giro vi troverete il cosiddetto bidone giallo. Mm. D'accordo? Vero che lo conosci? Ecco, sei l'unica cosa che conoscete il bidone giallo. Ecco, quello se guardate è un codice CER 180103. Ma non esiste solamente quello. Ad esempio, dei citotossici e dei citostatici e sopra il bidone, che di solito è un bidone rigido, ci deve essere il codice CER 180108.
Di bene. queste cose non ve ne hanno mai parlato a scuola? No. No, Bene. No, che io ricordi no. E a proposito di questo, è bene usare i doppi guanti o il guanto singolo? Perché si dovrebbe usare il doppio guanto? No, chiedo così per curiosità. Sì, il guanto singolo, sì. Basta un guanto. Un guanto, ok. Va bene? Sì, sì. Va bene, grazie. Ok, Grazie a grazie a lei. lei. Sì, sì. Perché così non dare dopo il coso. Allora, niente, adesso, dato che ha fatto un'oretta la dottoressa Bolognese, mi sembra che insomma qualcosa in più di quanto avete iniziato questa giornata vi è entrata di sicuro, quindi avete delle terminologie sicure che conoscete, che prima non conoscevate. Adesso se non ve le ricordate, se andate a vedere all'interno della legge 81, le troverete i termini che ho detto, ma non ce ne sono tanti da ricordare. Sono 5 i termini: RSPP, preposto, RLS, ok? E ci manca, aspetta, dopo cosa era? Allora, preposto, RLS, RSPP Il datore di lavoro? il datore di lavoro, che anche lui fa parte, che dopo il datore di lavoro è in primis responsabile, ma di solito designa anche il direttore sanitario come responsabilità sulla sicurezza. E detto questo, c'è l'aspetto sull'aspetto dei rifiuti. Andate a vedervi qualcosa sui rifiuti, perché sulle aziende ospedaliere, sulle cose ce ne sono veramente tantissimi, e avete a che fare tantissimo con queste cose qua. Il passaggio della dottoressa Bolognese anche sul discorso dei trasporti, vi faccio un piccolo esempio. Chi non conosce l'azienda ospedaliera, chi avrà la fortuna di venire in azienda ospedaliera, ok? E si accorgerà che solo del trasporto pazienti dentro questa azienda, fra radiologia e trasporto pazienti, ci sono impiegate più di 150 persone. Questi sono i numeri, quindi anche si fa talmente tantissimo trasporto. E quindi queste cose sono importantissime. Adesso io lascio la parola al dottor Luca Molinari. Ok, Luca, se ci sei, batti un colpo. Eccomi qui, eccomi qui. Togli Bene, pure la condivisione, Luigi, grazie. adesso la levo subito. Allora, Io, signor Spada, volevo farle una domanda. prego. Posso? Sì, Certo che Ecco, può. non avendo mai lavorato in ospedale, avendo lavorato in una RSA, volevo sapere, per quanto riguarda i sacchi, diciamo, dei rifiuti, hanno lo stesso colore in ospedale rispetto alle RSA? No, non hanno lo stesso colore, No. sono vari colori. E quindi come possiamo cercare, insomma, i colori di questi sacchetti? Allora, i rifiuti non vanno identificati con il codice colore, ma conoscendo la tipologia di rifiuto e l'etichetta che c'è sul contenitore dei rifiuti. Convenzionalmente i rifiuti a rischio biologico sono in contenitori che hanno delle bande o sono gialli, però questo non significa che possono essere contenitori di un altro colore. Quindi il colore non ha nessuna importanza nell'identificazione del rifiuto, ma soprattutto se io so che tipo di rifiuto ho prodotto, devo sapere in quale contenitore va. Ecco, un'ultima cosa vi dico sui rifiuti: state molto attenti, perché se viene fatto un controllo nelle unità operative, che siano ospedaliere o RSA e quant'altro, da parte dei NOE o altri diciamo operatori preposti al controllo sul territorio, se c'è una cosa che sanzionano pesantemente è la miscelazione dei rifiuti speciali con quelli urbani. Quindi se io mi sono soffiato il naso e butto il fazzoletto da naso, faccio l'esempio più cretino, nei rifiuti
speciali con anche dei costi importanti, e vengono i NOE e quant'altro, sono delle multe salatissime. Quindi tenere soprattutto ben presente la separazione fra rifiuti urbani e rifiuti speciali, ma soprattutto sapere esattamente cos'è speciale e che cosa è urbano. Ecco, volevo solo aggiungere due cose che prima la dottoressa Bolognese ha toccato. Qualora succede un incidente lavorativo, quindi che uno si imbratta di sangue, che succedono questi incidenti lavorativi, la prima cosa da fare sia quella di avvisare il coordinatore. La seconda cosa da fare è andare in pronto soccorso. Il pronto soccorso aprirà un percorso INAIL, invierà le persone agli infettivi, dove che verranno fatte le varie analisi per se c'è un imbrattamento. Certo che se invece uno si rompe un piede verrà inviato dall'ortopedico. Quindi ci sono questi percorsi che hanno una loro logica e che vanno seguiti alla lettera, ok? Non è che si salta e si dice fai da te. Su una struttura sanitaria bisogna rispettare tutto quello che sono le regole a norma delle strutture pubbliche. Non si possono saltare questi passaggi. Come se nella stessa cosa nelle strutture sanitarie, sappiate che è un altro elemento che mi mancava della catena che prima mi era sfuggito, c'è il medico competente, ok? Che è colui che farà le visite periodiche, che guarderà se uno ha delle prescrizioni e quindi gli darà prescrizioni o limitazioni in base al suo stato di salute, gli dà l'idoneità a poter lavorare. Senza l'idoneità del medico competente non si può lavorare. Questa è un'altra cosa. Se vi chiedono cos'è il medico competente, è questa cosa che vi ho detto io. Ok? Adesso, Ok. dato che ce ne sarebbe a parlare forse per 10, 12 ore, 13 ore senza mai finire, perché sono tante le materie, lascio la parola a Luca perché così va avanti lui sulla lezione che si è preparato. Luca, vai pure. Il corso OS è nazionale. Che il corso OS è nazionale. Eccomi qua, scusatemi. Vai pure. Allora, innanzitutto non volevamo spaventarvi, vero? Io ringrazio la dottoressa Bolognese che vi ha puntualmente stimolato. Noi da oggi, comprese voi, dovete essere in modalità concorso e la dottoressa Bolognese è stata veramente molto brava a fare la commissaria, vero? E a farvi le domande. Perché adesso dobbiamo veramente essere seduti nella sedia e ragionare con chi ci farà le domande. Io ringrazio sempre Luigi Spada, che è il collega di Padova, con cui abbiamo scoperto un'affinità incredibile e che ti annuncio già, Luigi Spada, caro segretario organizzativo di Padova, che noi abbiamo pronto un corso quando sarete assunte nel sistema sanitario per rendervi autonome e soprattutto per darvi le informazioni di cosa vuol dire essere dipendente pubblico. Come sapete, ho una laurea giuridica, l'ho preparato, l'ho sviscerato ed è fatto molto bene, soprattutto per i neoassunti, perché voi sarete chiamati a fare molte scelte. Vedete che noi stiamo già ragionando, che siete colleghi, io sono un infermiere, ma non ci sono, noi gli OS sono nostri colleghi, la UIL è un sindacato che rappresenta tutti i professionisti, l'unione fa la forza, la divisione ci annienta. E quindi vi veramente, io sono contento di renderlo disponibile anche a Padova perché insomma è nato veramente una collaborazione attiva e noi abbiamo l'interesse, abbiamo già fatto pressioni, come diceva Luigi, su Regione Veneto, perché veramente il più è fatto, vero? Cioè voi avete in mano un'opportunità, adesso dobbiamo rendervi ancora più pronte a sostenere, ma il più è fatto. Lo scoglio era i 21 punti della prova scritta, voi l'avete superato. Adesso bisogna collocarsi nel punto più alto della graduatoria. Vi diamo un suggerimento. Questo video sarà messo disponibile su YouTube come lo scorso per noi di Verona e di Padova, però non rendetelo disponibile per chi non ci ha dato fiducia, solo per noi, inteso con voi. Perché questo? Perché potete, con queste informazioni che vediamo, facilitare chi
non ci ha dato fiducia e questo lo riteniamo sbagliato. Va bene? Dopo questa ramanzina proseguiamo. Siete pronte? Siete pronti? Direi proprio di sì. Allora, consigli generali, buona colazione, un buon pasto. Non bisogna andare là con lo stomaco vuoto. Va bene? Ovviamente serenità, il più è fatto. È come andare a cena con un ragazzo, una ragazza, moglie, mariti, amanti, permettetemi questa cosa. Dovete essere bellissime, bellissimi, truccatissimi, come andare a cena, d'accordo? Sempre il sorriso, perché valutano anche queste cose. Come vi proponete, come vi atteggiate. E se siete in difficoltà o se siete emozionate, lo dite semplicemente un attimo, ci rifletto, un bel respiro fondo e si dà la risposta. Le risposte, come ci ha fatto vedere la dottoressa Bolognese, in modo chiaro, linguaggio corretto il più possibile e rispondere con tono basso. Sì, un attimo che ci penso, ecco la risposta. Eccola lì. Vi consigliamo di fare le prove allo specchio, perché solo facendo le prove allo specchio capite il vostro linguaggio del corpo, la vostra postura, ok? Quindi vi vestite bene, vi truccate bene come quel giorno lì, gli uomini no, ovviamente, ok? Vi mettete davanti allo specchio e provate a dare delle risposte col marito, con la figlia. Provate e vedete cosa vedono loro. Devono vedere delle persone che sono altamente motivate, che magari hanno qualche incertezza, ma che però danno la risposta giusta in quel momento lì. Leggiamo cos'è la prova orale, di cosa si tratta. Cambio gli occhiali perché purtroppo ai miei 53 anni. Allora, verte sull'approfondimento delle tecniche specifiche relative al profilo professionale. Per tecniche specifiche vuol dire quelle attinenti al profilo professionale. La raccolta dei rifiuti è una di queste? Sì. Ok. Come posizionare il paziente lo è? Sì. Com'è la dieta, di chi sono le competenze? Sì. La legge 81 sono un po' bastardini se ve la fanno, però voi avete capito che possono farla anche lì. Ok? Quindi, profilo professionale a concorso, non vi chiederanno cosa fa l'assistente infermieristico, cosa fa l'OS specializzato, ok? Solo l'OS, cosa che voi già siete in grado di rispondere. La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, quindi ci potranno essere o potete andare dentro anche a sentire qualcuno, vero? Ok? Aperta al pubblico, questo l'ho trovato dal bando. Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Del giudizio conclusivo di tale verifica si terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. La commissione potrà essere integrata da membri aggiuntivi per l'accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese. Ok? Quindi ci sarà una commissione per ogni azienda. Voi avete scelto un'azienda, alcune erano doppie. Quindi ognuno ha la sua commissione. Non c'è una sola commissione, ci sono tante commissioni per le aziende che voi avete scelto. Dentro quella commissione lì ci potranno essere dei tecnici aggiuntivi. Secondo me no. Secondo me ci saranno dei biglietti in cui voi pescate e si risponderà alla domanda. Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è di 30 punti e il suo superamento è subordinato al raggiungimento minimo della sufficienza pari almeno a 21. Cosa vuol dire? Il punteggio della graduatoria sarà 21, 22, 23, 24, 25 a seconda di quanti punti avete fatto la prova scritta. Massimo 30 punti per la prova orale, quindi la prova orale andrà da 1 a 30, più i punti del curriculum, che li vediamo dopo. Al termine della prova orale, quello stesso giorno, l'azienda formulerà gli elenchi risultati idonei con la relativa indicazione. Eccolo qui.
I titoli saranno valutati, cioè quello che voi avete messo dentro alla domanda, cioè quanti corsi di aggiornamento, se avete la maturità, se non ce l'avete, se avete i corsi di aggiornamento, ok? Sono 20 per la carriera, 10 per i titoli accademici di studio, pubblicazioni 4, curriculum formativo 10 punti. Ricordo che voi, come Will FPL, vi abbiamo messo a disposizione i 10 punti da prendere con l'OPES, quello che abbiamo fatto con il nostro corso. Quindi partite già avanti rispetto agli altri. Per quello che ritengo poco intelligente far vedere questo video a chi non è della Will, perché ve li bruciate tutti, vero? Ve li siete già bruciati. Quindi, informatica, dopo vi faccio degli esempi, le procedure e i protocolli, il profilo professionale, le attività tipiche dell'OS, casi clinici che sono un po' quelli che la dottoressa Bolognesi vi ha fatto prima. Sull'informatica cosa sapere? Vi chiedono le competenze base, quindi io vi consiglio, le trovate in internet, le trovate nei nostri quiz, ok? Rispolveratele. Word è un foglio di scrittura informatico. Cos'è Word? Cos'è l'Excel? È un foglio di calcolo. Cos'è la RAM di di un computer? È la memoria. Quale vi possono dire? Quella veloce o quella lenta? Quella veloce. Cos'è Outlook? È un applicativo di posta elettronica. Cos'è l'hardware? L'hardware sono i sistemi operativi, no, sono le parti fisiche del computer, la tastiera, il monitor, e il software sono i programmi del computer. D'accordo? Cose basi vi chiedono. Non vi chiedono cosa si fa con Publisher o con Photoshop. Photoshop magari lo sapete perché avete i vostri social, però ecco, vi chiedono le cose basi, ok? Cosa molto importante sulla normativa, che è il mio forte. Allora, ripassate il profilo. Adesso queste slide ve le lasciamo anche, le faccio da avere a Luigi e le metto nel gruppo di Verona. Cliccando sopra qui trovate nella Regione Veneto il profilo, cioè le competenze dell'OS. Ok? Una rispolverata va fatta, va bene, perché ve la chiedono. Un appunto in più, come per la questione della legge 81 sicurezza sui posti di lavoro, è la legge Gelli, ma no tutta. Questi articoli, l'1, 5, 6, 7, 9, 10, li guardiamo velocemente, ok? Li guardiamo velocemente. Un attimo che metto interruzione, metto la legge Gelli e vediamo se funziona però. Però facciamo legge Gelli PDF che allora è meglio. Legge Gelli PDF. Perfetta, eccola qui. Adesso la prendiamo. Ciac, la prendiamo. Legge Gelli, eccola qua. Allora, perché è importante la legge Gelli? Ripeto, eh, non dovrebbero arrivare fino a queste cose, però l'articolo 1 parla della sicurezza delle cure in sanità. Vedete, in sanità non parla delle case di riposo, non parla del terzo settore e dice che è importante la sicurezza in sanità e tutti gli operatori devono. Questo andiamo avanti, questo andiamo avanti. Dice un'altra cosa, che tutte le buone pratiche che non sono di vostra competenza, ma sono di competenza degli infermieri, le buone pratiche cliniche, assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida devono essere alla base di ogni protocollo o procedura che voi dovete eseguire secondo il vostro profilo. L'articolo 6 dice che c'è una responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. Non vi riguarda, però questa qua va a normare cosa succede se non faccio quello che dice la legge. Però l'articolo 7 dice responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria. Non vi riguarda, però dice che tutto quello che fa un operatore all'interno di una struttura deve avere la polizza assicurativa e le aziende sanitarie ce l'hanno. La cosa che interessa a voi è questa.
l'azione di rivalsa per quello che il sindacato vi offre la polizza assicurativa, perché se fate qualcosa anche voi esercenti la professione sanitaria, grazie all'iscrizione al sindacato avete chi risponde. L'esempio, la dentiera che si perde, ok, in ambito sanitario, che voi è a vostro carico questa cosa. Queste due o tre cosine qua, ok, l'obbligo di assicurazione, l'articolo 10, ok, per tutti, dovreste quantomeno cominciare a, allora, ripeto, non dovrebbero arrivare fino a questo punto, però voi, siccome che siete, ok, siete bravi, dovete un attimino in questi giorni qua concentrarvi a immaginarvi in quel momento in cui avete fatto il check-in, cioè avete il vostro documento di identità, avete visto l'ora, avete visto il posto, avete fatto colazione, siete belle, siete belli, siete pronti, vi sedete nella sedia e inizia. Lei è? Io sono Luca Molinari. Ah, e dove lavora? Ah, lavoro alla casa di riposo di Monteforte d'Alpone. Bene. E è qui per quale azienda? Per la nostra azienda, l'azienda ospedaliera di Padova, per esempio. Bene, guardi, peschi dentro quel cilindro lì. Ecco, in quel momento lì voi dovete esercitarvi allo specchio e dire: eccomi qua, sono pronto. Vi abbiamo dato queste indicazioni che sono, se no, anche secondo il nostro punto di vista, specifiche. Adesso tocca a voi. E io la faccio veramente, la chiudo veramente qui. Luigi, prego. Sì, allora io direi che la giornata è stata abbastanza, durata un'ora e mezza, ma un'ora e mezza con un ritmo ben forzato e piena. Quindi dopo buttare dopo troppe nozioni si rischia anche di far fare confusione alle persone. Quindi, oltre a dire che il PC l'abbiamo un po' tutti a casa, quindi è solo questione di capire la domanda, se fanno qualche domanda. Ecco, una cosa che vi raccomando di andare a vedere adesso, man mano che si parla, come ripeto, viene di tutto e di più. Guardatevi bene la legge sulla privacy, perché se i dipendenti pubblici hanno un obbligo importantissimo sui dati personali o sulle cose che vengono a sapere o documentazioni o dati dei pazienti e quant'altro, anche sull'aspetto informatico, che non potete divulgare all'esterno. Lo ripeto all'infinità perché dovete sapere che ogni tanto ci capita a noi che facciamo attività sindacale di andare in commissione disciplinare perché il collega di turno pubblica qualche stupidaggine rispetto a un qualcosa che è avvenuto nella propria unità operativa. Qualcuno di voi magari se ha memoria si può ricordare anche la storia di Belen che è rivenuta ricoverata in ospedale, in azienda ospedaliera, e qualcuno ha rilasciato qualche intervista ai giornali e dopo è avvenuto che queste persone, guardate caso, erano anche iscritte come me, hanno dovuto andarle a difendere in commissione disciplinare. Non si possono divulgare notizie che si